Amici bellini, oggi sono contento per una cosa e un po' preoccupato per un'altra. E facciamo breve. Ci sono state delle prove di 4-3-3, partitella a metà campo ovviamente. Vediamo come ha messo le formazioni Allegri. E poi Rafa Marin è uscito con la caviglia, col ghiaccio sulla caviglia. Speriamo bene, cominciamo. Allora, Di Maro giorno 2 insomma, come vi avevo anticipato, i video giornalieri arrivano un po' più tardi perché ovviamente ha più senso parlare quando almeno la palla è rotolata e possiamo parlare di qualcosa di campo. E ringrazio tutti quelli che sono iscritti al canale Telegram che trovate in descrizione, perché a volte il video importante sta qua, però a volte faccio dei mini video che non ha senso nemmeno mettere sui mini social e li posto direttamente sul canale Telegram, dove trovate tutte le notifiche, i video che facciamo sul calcio fluido, quindi senza che vi perdete niente. Il canale Telegram è la casetta privata dove trovate tutte le cose. E quello che ho dovuto dire ieri nel canale Telegram è che oltre ai problemi di Buongiorno che insomma abbiamo scoperto e dobbiamo valutare, perché se poi si parla di operazione e si allungano i tempi di recupero, il Napoli non può fare finta di niente, sono usciti dei problemi per Beukema e nuovi problemi per Neres, perché si è parlato di ginocchio anche per Neres, di Beukema, tendine achilleo, rotuleo, insomma qualche cosa che va approfondita e bisogna capire bene. Dopodiché, mentre si diceva, gli esperti di mercato dicevano attenzione, adesso Rafa Marin che forse poteva uscire viene bloccato perché se Buongiorno non ci sta Rafa Marin, io invece mi ero affannato a parlare delle possibilità di modulo, perché se hai tutti questi esterni li devi utilizzare. Possiamo lasciare un like? Avete dell'hype da lasciare su questo video, perché vi faccio vedere una cosa interessante, questo doppio 4-3-3 che si è affrontato oggi. Da una parte si parte con Pugliese in porta, poi entra Milinkovic-Savic, Mazzocchi, Rachmani, Obaretin, Spinazzola, Foloruncio, Lobotka, Lindstrom. Occhio a Lindstrom che sta provando da mezzala, la mezzala diciamo offensiva di inserimento, Alisson Santos, Lucca Politano. E qua io sono contento, nel senso che ho cominciato a parlare di questa valorizzazione che secondo me deve avvenire per i giocatori, quelli là che ti creano scompiglio, superiorità numerica. Alisson Santos è proprio uno di quei giocatori là, e in questa zona perché poi io vi faccio vedere un inserto dove Calcio Napoli 24, che io ringrazio sempre perché tutte le estate si fanno il cuore per farci sapere cose che magari non potremo sapere. A proposito, tra un paio di giorni, quando è il 22, c'è la prima amichevole, non ce la possiamo perdere. Magari, visto che sono in pay per view, io faccio l'investimento, non ve la posso mostrare, ma ve la posso raccontare magari live. Quindi state tuned, iscritti ai canali, perché non possiamo fare finta che non ci sia il campo. Quindi, Alisson Santos qui molto bene. Politano, che agisce da terzino sinistro, si sta alternando con Alisson Santos. In questo momento c'è Alisson Santos a fare il terzino mancino negli azzurri. Dall'altra parte Rao, che si è mosso anche molto bene con Højlund e Giovane. A centrocampo Vergara, Asa, Anghissà. In difesa Gutierrez, Marianucci. Dietro di me Rafa Marin, che purtroppo ad un certo punto abbiamo visto a terra soccorso dai medici ed è uscito poi con le gambe sue, però quindi non facciamo allarmismi, si è rotto, è morto, no, è uscito con le gambe sue, però col ghiaccio sulla caviglia, insomma, speriamo che sia solo magari messo il piede male a terra, una storta, perché non si è visto durante la diretta come si è fatto male. E la partitina poi l'hanno continuata, credo che non abbiano inserito nessuno, perché non ho visto, in inferiorità numerica, perché si deve anche fare questo tipo di esercitazione. Ti può capitare che uno viene espulso, devi anche essere bravo a fare di necessità virtù. Terzino destro ovviamente Di Lorenzo, con Contini prima e Meret poi in porta. Ovviamente non valgono i risultati, però è bello poter ribadire che Lindstrom fa un altro gol, ne aveva fatto uno ieri, forse due, perché uno era in fuorigioco proprio alle 19:26, 1926 segna Lindstrom, fuorigioco annullato, simbolico così. Però oggi ne ha fatto un altro, anche non male, scartando il portiere, e dall'altra parte pareggia Højlund di destro su assist di Di Lorenzo. Quindi queste sono le prime indicazioni. Vedete, ho messo qua Beukema perché bisogna ragionare, si
si è visto Gilmour, poi ho messo qua tutti quei giocatori che insomma non fanno parte ancora della spedizione, o non ne faranno parte, o non stanno facendo parte di queste prime esercitazioni a metà campo. Mentre i rumori qua a casa mia sono di temporali pazzeschi, ci rispostiamo da questa parte perché purtroppo, viste queste problematiche in difesa, si fanno di nuovo insistenti le voci per Gatti e io non ce la faccio, cioè non ce la posso fare, e spero che siano solo voci legate al fatto che l'allenatore è Allegri. È meglio che chiuda questo video al più presto perché altrimenti salta tutto e non ce la facciamo. La Gazzetta ha parlato anche di Thiago Gabriel, che io sapevo andare verso la Premier, e Solette. È chiaro che se parli di Solette io mi esalto. Anche Solette è uno di quei giocatori che ha dei carichi pendenti, insomma, che vanno risolti extra campo, però di campo è uno di quei difensori che più mi ha esaltato da quando è arrivato, insomma, con l'Udinese. Dominante, personalità, tira anche in porta, tira anche i rigori e ti dà quella sensazione di essere uno grosso alla Koulibaly, proprio anche come impatto sulla partita, ti cambia, anche se fa parte di una squadra piccola, tu al fantacalcio te lo prendi, Solette, e lo fai giocare anche titolare perché è dominante. Tra l'altro il fantacalcio, se fate il fantacalcio, fantalab.it/fluido, vi registrate gratuitamente perché Fantalab ti dà un sacco di possibilità per fare le aste, alcune cose però ve le devo dire poi su Calcio Fluido nello specifico. Voi cominciate a registrarci e poi ne parliamo. Dai primi movimenti, insomma, di questa partitina, io ho visto un Rao che personalità ne ha, punta, aveva di fronte Mazzocchi, lo punta, lo salta e poi prova a metterla in mezzo, non male. Forse Giovane deve prendere ancora un pochino di confidenza nel ruolo di esterno, così e così. Højlund sul pezzo, Anghissà sempre un pochino, non sappiamo se è compassato perché si gestisce o perché non sta benissimo, siamo proprio agli inizi, è impossibile fare delle considerazioni più approfondite, però vedere Vergara che giustamente può fare la mezzala offensiva, lo stesso Lindstrom può fare io sto guardando di qua perché guardo ancora il campo, se è meglio che ve lo faccio vedere così, insomma, il Lindstrom che si può inserire, la dico grossa, adesso sotto nei commenti stai zitto, potete scrivere stai zitto, all'Hamsik, cioè capitemi però, capitemi semplicemente come tipi di movimenti che può fare, perché può andare là se la prima punta viene incontro, insomma tutta una serie di cose che noi nel 4-3 conosciamo a memoria perché sono anni e anni che guardiamo 4-3. Lo stesso Conte quando arrivò disse 4-3, 4-3, 4-3 e avete fatto il 10° posto, e poi arrivò a fare il 4-3 anche lui, perché ti devi anche confrontare con quelle che sono le possibilità della tua rosa, poi ti adatti, cerchi di mettere i giocatori migliori nelle posizioni più congeniali e devi trovare altri moduli. La riflessione che si faceva su X anche con altri utenti: poteva quel Milan dell'anno scorso fare il 4-3? Secondo me sì, però non sappiamo nello specifico. Forse Gimenez, che poi ha avuto dei problemi, non convinceva da prima punta e allora ha provato a mettere Leao in quella posizione alternandosi con Pulisic. Anche quando poi è arrivato Füllkrug non l'ha utilizzato solamente per pochi minuti, e gli serviva probabilmente un terzino destro perché Atekame è cresciuto durante la stagione, forse all'inizio non era prontissimo. Insomma, nello sviluppo è chiaro, noi possiamo partire dai numeretti, ma poi lo sviluppo deve essere fatto in un certo modo. I numeretti servono più per la fase difensiva, servono per quando il pallone ce l'hanno gli avversari, e questo è uno di quelle cose che vanno chieste ad Allegri, perché ci ha dimostrato di voler aspettare proprio volontariamente, dare la palla agli avversari, aspettare e colpire in contropiede senza pressare. Quindi ovviamente il 4-3-3 non diventa altro che un 4-5-1 in fase difensiva, con le ali che si scalano un pochino a centrocampo per dare una mano, i raddoppi, poi dipende ovviamente anche dagli avversari come ti affrontano. Però questo fatto del 4-3 già mi dà delle vibes, facciamole plurale, dove Alisson Santos può fare quello che deve fare. Io Rao addirittura me lo terrei, però vediamo, perché servirà anche personalità. Allegri è uno di quelli che poi sembra quasi che sai poco. Allora
in campo vuole vedere dei giocatori che prendono l'iniziativa, se non lavoriamo di schemi, le famose giocate codificate, se non ce ne sono tante, e si lascia, un po' come pure Ancelotti, si lascia alla fantasia, alla bravura e all'ispirazione dei giocatori offensivi quello che si deve fare nella manovra di attacco. Quindi questo è, ci salutiamo prima che il temporale blocca tutto. Da New York, Valerio Fruito è tutto, vi abbraccio e vi bacio, teniamo d'occhio tutte le situazioni, il mercato, gli infortuni, speriamo che abbiamo dato con gli infortuni, perché non è proprio il caso di cominciare in questo modo, e forza Napoli sempre.